E ci facciamo una partita insieme, ragazzi? Vediamo un po'. IM. Spero che non sia IM, c'è scritto IM in trade albanese. No, Marocco. Avevo confuso con la bandiera dell'Albania. In genere sono molto, molto, molto bravi gli albanesi. I marocchini non lo so. I marocchini non lo so. Andiamo di robe. Ok, usate, super usate. Ci facciamo fare questa? Ce la facciamo fare? Ma sì, lasciamocela fare. Vediamo poi cosa accadrà dopo. Ehm, Andiamo così. Giochiamo easy. Allora, ricordiamo che stiamo giocando a 10 minuti, ma senza incremento. Questa te la faccio. Ora devi catturare col pedone, così liberi anche questo alfiere. Ok. E poi quando voglio posso catturare qui. Non ho troppa paura di questa spinta, sinceramente, quindi aspetto che la situazione si sviluppi in qualche modo. Ovviamente non catturo qui perché gli svilupperei gratis l'alfiere, quindi semmai posso catturare qui quando lui avrà già mosso l'alfiere. Quindi adesso aspetto un attimino prima di fare questa cattura o aspetto che me la faccia lui, a quel punto posiziono il cavallo. Alfiere qui, lo incentivo a venire qui e perderei un tempo, quindi alfiere in E2 credo. Oppure ti catturo adesso, catturi, intanto l'alfiere in D3 non lo voglio mettere, quindi andiamo qui. Per ora facciamo una cosa, uno sviluppo di questo tipo, arrocco questo alfiere, ok, ora se catturo, è vero che mi libero l'alfiere ma mi creo il pedone isolato, dato che è uno stile di gioco molto più posizionale. Su questa mi arriva questa e lui vuole unire i pedoni e dopodiché avrà un ottimo gioco. Su queste io devo evitare il cambio, quindi posso andare qui. Su questa qui lui vuole cambiare i pezzi, a meno che io non vada di regina, e su cavallo qui io non vada qui, e su alfiere di 7 io non vada qui, e su cavallo in A5 io non vada in C2, e su torre C8 non lo so. Donna B3 non è male, questa qui. E su cavallo, senti, io aspetto di catturare con... Non lo so. O se no, senti, giochiamo in maniera col pedone isolato tutte e due? Perché su questa c'è questa che mi rompe veramente le scatole. Veramente le scatole mi rompe. Vai, giochiamo simmetrici. Giochiamo simmetrici tutti e due. Anch'io libero il mio alfiere. Ovviamente c'è questo pedone che è debole. Quindi quanto prima giocherò un alfiere in E3 per tenere questo pedone, credo. Ok. Alfiere in E3. O alfiere in F4. Questi sono sempre grandi dilemmi della vita, ma a naso credo che questa sia più corretta. Credo che sia più corretta. Lui sta giocando straveloce. Non ho paura di questa, perché insomma mi farebbe un favore, mi unirebbe i pedoni. Ok, il cavallo in attacco è sempre cosa buona e giusta. Vuoi fare spazio a questo? Ah, vuoi fare spazio ad F5 probabilmente. E se vuoi fare spazio a F5 è il momento che io ti attacchi a questo punto. Torre C1 anche mi piace tanto. Mi piace tanto perché c'è una piccola trappola. Torre C1 c'è dietro una piccola trappola. Vediamo se riusciamo a farla. L'idea è che se gioca F5 c'ho cattura di cavallo e alfiere C4. Perderebbe la donna. Quindi c'è una piccola trappolina se vuole giocare in questo modo, che è possibile che lui voglia giocare in questo modo. Ovviamente credo che la vedrà. Ok, arriva a pressione qui. Adesso questa mi piace particolarmente, perché non può giocare questi. Donna B3 mi piace particolarmente adesso. Purtroppo bisogna giocare veloci, raga, non c'è troppo tempo per ragionare. Ovviamente ci sa che alcuni che giocherò diversi errori, anzi se trovate delle mosse
migliori, fatemelo sapere. Adesso lui vorrà cambiare questo cavallo. No, niente. Ho visto dei fantasmi. Se trovate delle mosse migliori, come dicevo, fatemi sapere, perché qui non siamo GM, non ci chiamiamo né Niccolò Napoli né Andrea Stella. Ok, intanto creo pressione qui, che mi piace tanto. Creo pressione qui. E lui vuole arrivare qua. E lui vuole arrivare qui. Se gioco questa, mi arriva questa. Se gioco questa, mi arriva sempre questa. Devo giocare davvero donna C2, però mi arriva qua. Sì, questa si può fare. Al momento si può fare. Donna C2, però arriva alfiere F5, attenzione. Alfiere F5, dovrò giocare alfiere D3. Va bene. Sì, questa è probabile che arrivi. Con minaccia di cavallo G3, mi minaccia la torre, mi minaccia la regina. E lui si difende il suo alfiere. Ok. E mi sta sorprendendo sempre di più questo avversario. Credo che voglia fare una triangolazione di questo tipo. A questo punto, questo alfiere io non vorrei perderlo per nulla al mondo. Non vorrei perdere neanche questo cavallo, perché se gioco questo, perdo l'alfiere. Però anche lui in effetti ha perso l'alfiere buono, quindi non so se questa mossa è forte. Cavallo E5 chiama, Cavallo E5 è una di quelle mosse che chiama, però poi lascerebbe a lui il cavallo qua. Cavallo E5 chiama. Altre idee, visto che si è un po' indebolito. C'è torre qui. Perché tu mi vuoi davvero catturare qui? No, dai. Puoi catturare, cioè non vedo... Faccio H3, ti faccio un favore, probabilmente. In che modo possiamo essere aggressivi? C4, C4, catturi, alla fine perdi qui. C4, catturi. Catturo col pedone, devi togliere via il... e gioco questa. E poi c'è alfiere D3. C4, analizziamo C4 che sembra avere molto potenziale. C4. Mi catturi qui. C4. Mi catturi qui. Ti catturo con l'alfiere. Ti catturo col pedone, volevo dire. Il tuo cavallo deve ritornare tipo qui. Secondo me ha potenziale C4, Ci vuole coraggio a farla. Questa sarebbe sicuramente una mossa più tranquilla. Ammetto che C4 rende. Proviamola. La provo. C4. Allora, quando si ha il pedone isolato bisogna giocare in modo tattico e anche talvolta rischioso. Questo almeno è quello che dice la teoria. Quindi credo che ci sta. Gioco sempre su questo cavallo che potrebbe cadere. Ok, qui devo andare di pedone, perché se vado di alfiere non abbiamo capito niente, perché altrimenti lui prendeva subito questa e non abbiamo capito niente. Invece è vero che mi sono disfatto l'arrocco, ma secondo me dopo re H1, torre G1, questa colonna G potrebbe vergere... Esiste vergere? A mio favore. Ora il cavallo deve andare via. Credo che vada in F6, può andare anche qui, senza dubbio. Però a quel punto io catturo subito qua. Cavallo di 6 catturo subito qui. Cavallo F6... Cavallo F6 posso addirittura spingere. Secondo me la spinta, sai che non è male, gli lascio la debolezza. Credo che la spinta sia ancora meglio, sinceramente. Gli lascio la debolezza. Sì, spinta. O cattura a questo punto. Perché anche la cattura adesso ha un altro significato, La cattura ha un altro significato. Arriva torre qui. La spinta mi piace. Spinta, torre qui. No, spinta deve togliere il cavallo. Dove lo metti il cavallo? La spinta... Vai. La spinta è il suo perché. Alfiere di 3 con minacce qui e torre G1 sono le mosse che io devo riuscire a fare. Cavallo andrà qui per minaccia... Non lo so.
Non lo so, non c'ha tante belle case questo cavallo, può andare qui, sicuramente può andare lì, ma non te lo catturerò mai. Sì, dai, a questo punto andrà qua. Segue il fiere di 3, subito. Allora, vediamo se ci sono minacce, perché qui bisogna sempre guardarsi bene. C'è questa. Intanto facciamo questa minaccia. Attenzione alla sua regina che può portarsi velocemente in direzione del mio re. Anzi, adesso che ho tolto l'alfiere, c'ha questa minaccia diretta. Ok, questa non me l'aspettavo. Ah sì, perché c'ha scacco, porca vacca, c'ha lo scacco, porca vacca, c'ha lo scacco. Va bene, va bene, va bene, tu c'è sempre l'attacco su H7, ricordiamocelo, quindi non è un problema. Tu c'è sempre l'attacco, addirittura c'ho Re F2. Scacco qui, Re in E2. Torre qui. No dai, non posso andare in F2, andiamo in H1. Andiamo in H1. Re F2, scacco. Re qui. No dai, in H1 devo andare. Cioè questa la perderò per il tempo sicuro. Re H1. Cattura, cattura. È che mi cade tutto se vado in H1. Cioè se mi cadono questi pedoni qui ho paura, temo il peggio. Scacco. Che stupido, non posso andare qui. Adesso su scacco mi cade questo. Ma quanto sono stupido. A parte che su scacco io ritorno qua, mi sa. Ok, sì, ritorno qua. Ritorno qua. Torno a casa Alessi, tutta la vita. È rimasta comunque la debolezza, lui ha difeso qua. E adesso, esatto, e adesso buonanotte a tutti. Devo spingere. Spingi, spingi, spingi. Scacco. Credo che debba giocare per la spinta, se no mi rimane la debolezza. Spinta, spinta. Vai. Vai, devo giocare cattivo. E poi vorrei mettere le torri. Io per fortuna questo cavallo è abbastanza fuori gioco. A parte che ora c'è questo cavallo, può rientrare in gioco in realtà. Con questa mossa. Questa spinta forse non è stata la genialata delle genialate. Perché adesso lui c'ha questa. Non è stata la genialata delle genialate. Mi obbliga. Ok. Va bene, io ti catturo immediately a questo punto. A questo punto ti catturo immediately e dovrei stare meglio, no? O mi sono perso qualcosa, qualche scacco, qualcosa. Scacco, vieni qui. Scacco, vado qua. Scacco. Ok, togliamo la regina da queste brutte posizioni. E possiamo andare anche qua, sinceramente. Andiamo qua. Qua mi arriva l'altra torre. Catturo qui. Qua mi arriva l'altra torre. E facciamo quelli che vanno. Va bene, non c'è tempo e quindi devo giocare una mossa qualsiasi. Ok, questo centro di pedoni mi piace, dovrei spingerli, ma penso che perderò per il tempo, l'ho gestita veramente male il tempo. Lui ha fatto un errore qui, credo che sia stato un errore. Ti posso catturare, metti in gioco la torre, però poi c'ho scacco. No? Ah, che se catturo tu mangi qui. Quindi c'è questa. Sì, in realtà non era necessaria anche questa. Forse torre di 1 era meglio. Torre di 1 era meglio. Vabbè. Va bene così. Va bene così. Andiamo così. Ok, e ora ci tocca andare così. Io ora vorrei portare il re in gioco, ma non posso. 3 pedoni avanzati che non possono fare un Kaiser. Tac. Questa è buona.
Dai, 3 pedoni avanzati, non è possibile che non facciano nulla. Facciamo una roba così. Ah, sono senza tempo, buonanotte. Buonanotte a tutti, sono senza tempo. Ah, come ho fatto a perdere? Dove ho perso tutto questo tempo? Però sarebbe bella poi andare a vederla questa partita, perché così a caso mi scoccia sempre perdere. Però il tempo è un fattore determinante, quindi bisogna pensarlo. Anche il tempo è un fattore determinante. Mi scoccia perderla così, porca vacca. Su questa poi c'è questa. Dai, 3 pedoni sono una potenza della natura, no? Almeno 2. Dicono che 2 pedoni in sesta valgono quanto una torre. Questa è l'uguaglianza secondo la teoria. Ok, qui ti becchi il doppio subito. E qui, boh, qualcosa. Ah, io ho dato sto pedone gratis. Non l'ha visto. Non l'ha visto. Non l'ha visto. Qui, vai, facciamo un cambio di torri. Qui qualcosa deve succedere. Ah! Andiamo su col re. Andiamo su col re. Ah! Fai prendere questo pedone. Attenzione cosa sta succedendo. L'inspiegabile sta succedendo. Zitti tutti. Matto della scaletta, ora facciamo. Attenzione. Madonna da matto. Grande. Raga, no, non ci posso credere. Cioè, questa era persa. Ho il cuore che va a 1000. Sto male. Rivediamo questa partita che è stata bellissima. Cioè, bellissima, brutta perché è una gestione del tempo veramente pessima. Sto male. Andiamo a vedere cosa è successo. Ok. Ah, quindi mi dice sempre di dare scacco con quell'alfiere. Al computer piaceva leggermente di più col cavallo. Volevo sapere su questa cosa dovevo fare. Secondo il motore assolutamente niente, dovevo aprire il fianchetto con B3, che era probabilmente ciò che avrei poi voluto fare, però non mi era chiara, quindi mi sono isolato anche il pedone, fiere che va lì, torre che va lì. Qui dovevo subito catturare il cavallo, perché dopo la cattura cavallo E5 si sta meglio. Donna B3 invece ho giocato, cattura qui, donna C2. Ok, sì, l'alfiere infatti mi aspettavo che andava in F5, invece è andato in G4. Questa. Alfiere D3 era un pochino meglio. Questa. G per F3. Urco, sì, questa sicuramente non era qualcosa di eccezionale. Anche questa in precisione. Donna F5 sicuramente guardava meglio la posizione con l'idea di alfiere D3 e poi dare matto, sicuramente molto meglio. Scacco Re H1. Che cosa sarebbe accaduto sull'entrata di questo tipo che mi faceva paura? Donna C3 avrei dovuto giocare con minaccia di cavallo e minaccia di alfiere H7 scacco, cade la donna, bellissima. Non l'avevo minimamente vista. Donna C3. Se catturavo subito, come andava a finire? Che ritornavo qui, però poi si prendeva veramente questi pedoni. O non se li può prendere? No, perché c'è torre G1. Urco, vedo difficile vincerla da qui, però se il motore va bene. Invece sono andato con re in F2. Sullo scacco sono ritornato qui, G6. Brutta. F4 era più corretta. Non mi piaceva tenere questa debolezza qui indietro. E qui sì, qui l'errore. Qui cos'è che mi aspettavo che giocava lui?
Dan F7 Re A8, non so che cosa, ma questa sì, questo è stato l'errore decisivo. Infatti da qui sono andato a stare meglio. Quindi qui sto giocando completamente a caso. E ora sì, non ho giocato molto preciso. Qui ha perso la torre. Qui cosa avrei dovuto giocare? Ok, va bene, va bene, va bene. Mamma mia, ho giocato preciso, non pensavo qui con 10 secondi di aver giocato con precisione. Ok, ok, sì, qui rischiavo quasi che il pedone andava a promozione. Poi ovviamente, mamma ragazzi, grandissime emozioni. Allora, per tutti coloro che desiderano migliorare il gioco degli scacchi, io l'invito a venire nella nostra accademia di scacchi. Metterò il link qui sotto in descrizione, dove ci sono tanti privilegi per coloro che entrano e possibilità di migliorare molto velocemente grazie anche a delle video lezioni personalizzate in base ai propri errori. Noi ci vediamo alla prossima, un caro saluto.